Allora, io mi metto qua che così aziono la tecnologia e metterei appunto sì, due sovrintendenti qua al centro. Buonasera a tutti, è veramente un piacere vedere questa sala così ricca di persone onorate di questo vostro intervento. Quindi porgo i saluti del sindaco Elena Pavan. È una serie di conferenze che l'amministrazione comunale ha organizzato. Ringrazio il nostro direttore del museo Barbara Guidi e tutti i collaboratori dell'area cultura del comune di Bassano del Grappa, perché senza di loro nulla di ciò sarebbe possibile. Quindi veramente un grazie di cuore da parte mia. Ringrazio i relatori di questa sera. Come vedete, il pubblico, abbiamo dovuto veramente cercare il luogo in cui fosse possibile far entrare più persone, perché era veramente interessato a venire a sentirvi. Noi speriamo sempre che Bassano vi possa ospitare il più possibile. Vi ringraziamo per essere qui e grazie per il vostro intervento. Allora, buonasera a tutti e benvenuti al Museo Civico di Bassano. Vi ringrazio moltissimo di essere qua così numerosi per quello che è il primo appuntamento di questo ciclo di incontri che i musei civici di Bassano hanno organizzato assieme alla Biblioteca Civica, che sono di fatto collaterali alla mostra che abbiamo attualmente aperta al pubblico negli spazi della Galleria Civica. Palladio Bassano, il ponte, invenzione, storia, mito. Ehm, il programma è un programma ricco di incontri che si svolgerà lungo il mese di settembre, ogni giovedì, tranne l'ultimo appuntamento che vi segnalo non sarà il 30 come appunto indicato nella cartolina. C'è stato un piccolo cambiamento, abbiamo anticipato, l'ultimo appuntamento sarà il 29 settembre. Questo ciclo di incontri naturalmente ruota attorno alla mostra e affronta, omaggia in qualche modo il ponte di Bassano e più, diciamo, in maniera un po' più ampia, il ponte, come simbolo, affrontando, questa tematica da prospettive differenti, secondo, angolature disciplinari diverse e anche, da punti di vista temporali, cronologici diversi. Quindi attraverso una prospettiva storica, attraverso una prospettiva filosofica, attraverso una prospettiva antropologica. Quello di oggi appunto è il primo appuntamento e ci sembrava giusto e doveroso, dedicarlo proprio alla mostra. Ehm, appunto e per, raccontare, un po', così questo percorso, le ragioni di questa esposizione, gli altri 3 relatori che sono qui con me, sono anche di fatto i curatori, che hanno appunto, lavorato alla realizzazione di questa rassegna. Direi che non c'è bisogno di grandi presentazioni perché accanto a me ho Vincenzo Tinè, che è il soprintendente, per le province di Verona, Rovigo, e Vicenza. Ehm, Poco più in là Fabrizio Magani, che è stato prima del dottor Tinè soprintendente qui, competente sul nostro territorio e attualmente soprintendente invece a Padova, area metropolitana di Venezia, Belluno se non sbaglio, e Guido Beltramini che è il direttore del Centro Internazionale di Studi d'Architettura Andrea Palladio di Vicenza, che probabilmente conoscete, anche lui. Ehm, Ovviamente la mostra, nasce dalla volontà di, festeggiare la conclusione del lungo intervento di restauro che ha interessato il ponte di Bassano.
questo ponte che è di fatto il simbolo della città di Bassano, un simbolo carico di storia e che è anche il baricentro della vita, anche quotidiana, della comunità bassanese e non solo. Ecco, dopo aver appunto così, ricordato le ragioni della mostra, velocemente direi che il percorso, per chi non ha ancora visitato l'esposizione, è un percorso che, prende Palladio come nume tutelare e che attraverso un racconto di fatto, lo rende protagonista di questo racconto, un racconto circolare, ma lo rende protagonista è un protagonista che quasi si specchia nel ponte di Bassano. È una sorta di Giano bifronte, Palladio da una parte e il ponte della città e, partendo da Palladio, la mostra attraversa e cerca di raccontare, di riassumere, di compendiare la secolare storia di questo monumento. Una storia che è una vera e propria epopea, un'epopea che appunto, nasce prima di Palladio, quindi attraverso documenti molto, molto antichi evochiamo le origini, quello che era una sorta di perno di un castello sull'acqua, il capitolo palladiano, passa per la avvincente querelle settecentesca, anche molto divertente a tratti, della ricostruzione che Bartolomeo Ferracina fa del ponte, tradendo il disegno palladiano nel 1740 tra il 1748 e il 1751 e giunge fino al Novecento, alla ricostruzione che gli conferisce l'ultimo dei suoi nomi, quello del Ponte degli Alpini. È un racconto, per immagini che appunto, ci ha dato modo di, poter appunto ripercorrere questa storia attraverso, delle eccellenze del patrimonio bassanese, opere d'arte, documenti, preziosi, oggetti, di varia tipologia, a volte estremamente preziosi e anche estremamente rari da vedere, perché per esempio la celebre mappa dal Pontiana è un documento che per sua natura è molto delicato e quindi raramente viene esposto al pubblico ed è un'occasione quindi per godere di queste opere. Qui c'è ovviamente anche il dipinto di Leandro che porta sullo sfondo uno dei primi ritratti del ponte e appunto percorre questa secolare storia, arriva addirittura alle prime immagini, agli albori della fotografia di una delle arti più moderne, quando questo giovane bassanese, Andrea Fasoli, esattamente in contemporanea alle prime foto di Alinari, ma ancor più per esempio ai primi fotografi francesi che proprio in questo torno d'anni stavano facendo il ritratto, per esempio fotografico di Parigi, lui con una camera, una macchina fotografica di sua costruzione, si diletta e realizza un ritratto fotografico urbano della città di Bassano, dove il ponte è uno dei protagonisti. Il racconto poi si chiude, come vi dicevo, è circolare, si chiude tornando su Palladio. Come torna però? Aprendo una finestra che non è l'albertiana finestra sulla realtà, ma è una finestra che si apre sul mondo della fantasia, e in particolare su quella del mito di Palladio e del mito del ponte come elemento architettonico di particolare fascino, in un capitolo specifico della pittura italiana che è quella del vedutismo settecentesco, che vede protagonisti maestri come Canaletto, come Bellotto, come Carlevaris. Ecco, accanto alla mostra, abbiamo anche pubblicato un ricco libro, scientifico, che, ci ha permesso di approfondire, e di ampliare l'orizzonte del discorso oltre quello che era possibile fare in mostra e a cui hanno partecipato, un importante numero di autorevoli studiosi, alcuni dei quali sono qui con noi in sala. Penso agli architetti Battista e Campanini, al professor Fernando Rigon, a Paola Marini, non vorrei dimenticare, Francesco Vianello dell'Università di Padova, Vincenzo Padiglione, ovviamente i curatori naturalmente, molti altri,
Donata Battilotti e Gianberto Pettoello. Ecco, l'ultima parola che vorrei dire prima di passare appunto il microfono agli altri relatori è una parola sull'allestimento. L'allestimento che abbiamo voluto giocasse un ruolo estremamente importante nella mostra, perché ci ha aiutato moltissimo a raccontare questa storia. Un allestimento che abbiamo voluto fin dal primo momento essere fondamentalmente scenografico e coinvolgente. Per appunto arrivare a questo obiettivo abbiamo chiamato un giovane regista affermato anche a livello internazionale, Andrea Bernard, che appunto ci ha aiutato a mettere insieme questo racconto, questi oggetti anche diversi, e a renderli particolarmente parlanti. Io adesso passo la parola, vi ringrazio di essere qui, spero che torniate anche ai prossimi appuntamenti e direi che invito Guido Beltramini a intervenire. Buongiorno a tutti, grazie mille Barbara dell'invito, graditissimo qui con i colleghi. E vorrei collegarmi a quello che diceva la direttrice Guidi proprio su uno dei valori di questa mostra che mi pare vada sottolineato, è proprio il valore dato alla ricerca. Beni culturali senza ricerca, senza studio, come dire, sono morti in qualche modo. È indispensabile continuare a studiarli, capirli, capire i contesti in cui nacquero. E per me questa mostra è cominciata con un invito che mi ha fatto l'assessore Magani circa diversi anni fa, ormai 3 credo, di un onore che ci ha fatto in realtà, di lavorare insieme sul problema del restauro e pavimentazione del ponte. È stata per noi un'esperienza molto interessante che ci ha permesso di approfondire moltissimo. Sapete che come storici per noi è sempre importantissimo poter collaborare con chi poi si occupa dei restauri, che ha una conoscenza profonda, approfondita dell'oggetto che va studiato. Con loro abbiamo approfondito quello che sembrava noto a tutti, la storia del ponte. E in realtà bisogna dire che proprio grazie al lavoro dei giovani anzi delle giovani funzionarie della Soprintendenza di Verona, vale a dire Giulia Campanini, che è lì in fondo, e scusatemi, e Giovanna Battista, a cui si univa una giovane studiosa all'epoca della Facoltà di Architettura di Venezia, poi è entrata anche lei nei ranghi della Soprintendenza, Damiana Paternò. Bene, questo gruppo di studiose devo dire che hanno portato a una scoperta che persino a me, che in teoria di cose di Palladio dovrei conoscere, mi ha lasciato di stucco. Vale a dire, quello che pensavamo e ci eravamo convinti, in realtà avevamo interrogato poco, fosse il ponte di Bassano di Palladio, quello che Palladio, a cui Palladio dedica la pagina dei 4 libri, ci siamo resi conto con un certo stupore e progressivamente sempre con una certa, come dire, cautela nel pensarlo, che questo non è l'immagine del ponte che costruisce Palladio. E vi assicuro che quando me l'hanno detto le colleghe la prima volta, io non volevo crederci. Poi hanno cominciato ad argomentarmi e quello di cui ci siamo resi conto è che in effetti, come Palladio fa sempre nei 4 libri, Palladio non sta rappresentando il ponte che ha costruito. Palladio usa i 4 libri come una sorta di messaggio nella bottiglia. Cioè i 4 libri per Palladio non sono la certificazione di quello che è stato, cioè non sono il notarile pubblicazione di quello che lui ha fatto effettivamente, ma i 4 libri sono un progetto di comunicazione, diremmo oggi. Cioè Palladio capisce che il nuovo mezzo di comunicazione, tanto nuovo vale a dire la carta stampata,
e i libri illustrati, tanto nuovi per la generazione di Palladio quando sono per noi i social e l'uso del digitale, Palladio capisce che è possibile usare questo nuovo media per raccontare il proprio lavoro e per fare un progetto sul futuro. L'errore è sempre guardare i 4 libri come qualcosa che riguardi il passato, quello che Palladio ha fatto. In realtà i 4 libri sono uno strumento con cui Palladio cerca di, come dire, condizionare il futuro e quindi di veicolare la sua visione del mondo, che in termini semplificati è in qualche modo di palladianizzazione del mondo. Sapete che ci sono 2 tipi di architetti: quelli che risolvono problemi, vale a dire voi gli date un budget, un sito e loro vi danno un progetto, e poi gli architetti che vogliono cambiare il mondo e di solito scrivono un libro di istruzioni per farlo. Leon Battista Alberti, poi nel Novecento Le Corbusier con il famoso Modulor, in tempi recenti anche nello spappolamento contemporaneo ovviamente Rem Koolhaas con tutti i suoi libri. Bene, Palladio ha esattamente lo stesso progetto, cioè lui vuole cambiare il mondo intorno a sé, vuole fare in modo che si imponga un modo di costruire razionale che segue determinate regole, che per lui sono quelle che funzionano, e le istruzioni di questo modo di costruire lui li inserisce nei 4 libri. Per cui le illustrazioni dei 4 libri sono funzionali al messaggio di Palladio. Non che siano false e sbagliate, sono semplicemente se c'è una villa, poi pensate, i 4 libri Palladio li pubblica nel 1470 e pubblica Ville e Palazzi del 1570, del 1500 Chiericati è del 50, 20 anni prima, Palazzo Thiene addirittura del 42, poi Palazzo Thiene non è neanche di Palladio, è di Giulio Romano, Palladio se ne appropria proprio grazie ai 4 libri. E naturalmente, per esempio, Palladio nel ripubblicare Palazzo Thiene fa tutta una serie di piccoli cambiamenti che, se voi andate con i 4 libri in mano e guardate il palazzo, vedete che non tornano, volti a cancellare tutte le memorie di Giulio Romano, il più possibile. Non poteva chiaramente cambiare le finestre, ma per esempio cambia il modo di fare le colonne che Giulio ha fatto senza enfasi e che Palladio nei 4 libri pubblica con l'entasi, cioè con un rigonfiamento a circa un terzo della loro altezza. Lo stesso con Palazzo Chiericati, lo stesso con Palazzo Valmarana e lo stesso abbiamo scoperto anche per il ponte di Bassano. Perché? Cosa c'è di diverso fra questo ponte e il ponte che Palladio effettivamente costruisce? Diciamo, io salterei l'immagine, Barbara, e andrei direttamente all'immagine di Casarotti. Questa. Questo è il ponte di Palladio. Così Palladio l'aveva costruito, vale a dire con tutta l'ossatura del ponte, cioè con tutta la parte strutturale del ponte, rinforzata da una serie di tavolature, come lo scafo di una nave. Vedete che è, come dire, quei bellissimi triangoli coperti di tavole. Ecco, così è come Palladio costruisce il ponte. Ma, se si può tornare indietro, Barbara, lui poi lo pubblica così, in questo modo. Perché? Perché vuole mostrarci come lui aveva pensato l'ossatura del ponte. E quindi, come sapete, non so se vi sono familiari le incisioni del grande incisore Vesalio, che pubblica il De Corporis Humani Fabrica nel 1540, che pubblicava i corpi umani senza la pelle per vedere la struttura delle ossa, dei nervi e dei muscoli. Allo stesso modo questa illustrazione dei 4 libri è fatta in questo modo, scoperta, vedete, perché Palladio vuol mostrarci la sua ossatura, cioè le travi. Ma cos'è affascinante ai miei occhi? Cioè che Palladio costruisce il ponte che poi, come dire, Ferracina in qualche modo, sapete, modifica, ma sono modifiche minimali, diciamo, di inclinazioni, eccetera. Ma la cosa interessante è che quando Casarotti nell'Ottocento deve ricostruire il ponte distrutto per la seconda volta
dalle truppe francesi in fuga, il nostro Casarotti non accetta, Roberti per favore, non accetta l'immagine vera, diversa dai 4 libri. Ma ormai nell'Ottocento Palladio è un'autorità assoluta, quindi Casarotti vuole tornare quello che secondo lui è il progetto originario di Palladio. E quindi, vedete, toglie il rivestimento di travi e lascia a vista le travi che ovviamente Palladio nel suo ponte, quello effettivamente costruito, aveva lasciato a vista. Ecco, ho trovato, devo dire, intanto interessantissimo questa parte, perché veramente ha trovato come dire, delle novità in un argomento che sembrava trito, ritrito e studiato all'infinito. Ma poi anche perché ci dimostra quanto siano rischiose tutte quelle ricostruzioni che pretendono di tornare all'aspetto originario di un edificio, che, come nel caso di Casarotti, era una, diciamo, convinzione basata su dati errati. Cioè lui di fatto cambia l'immagine del ponte di Palladio, quello che Palladio aveva effettivamente fatto e di cui, devo dire, Tommaso Temanza aveva fatto anche un rilievo che purtroppo non abbiamo potuto presentare in mostra perché, come sapete, con il Covid gli archivi sono sbarrati e non è stato possibile averlo in prestito, ma c'è, e torna a questa visione che non è il ponte di Palladio, capite? È il ponte dei 4 libri. Ecco, io sono abbastanza vecchio ormai da ricordarmi, e forse anche Fernando ha ricordi del genere, di una visita con il leggendario Sisinni, che era il direttore generale del Ministero dei Beni Culturali, a Palazzo Valmarana, con il vecchio Renato Cevese che cercava di convincere Sisinni ad approvare il completamento di Palazzo Valmarana così come era nei 4 libri, e con Sisinni che cercava di spiegargli: professore, ma guardi che non è possibile questa ricostruzione. Però questa idea che i 4 libri costituiscano, come dire, il documento ultimo delle volontà di Palladio è fortissima. Pensate che la più grave manomissione in assoluto di un edificio palladiano viene fatta nel 1954, in assoluta buona fede, da un gruppo di studiosi come Roberto Pane, come Renato Cevese, come altri studiosi, che decidono di fare dei gradini intorno alla Basilica Palladiana. La Basilica Palladiana non aveva mai avuto i gradini, perché naturalmente, come il Palazzo della Ragione di Padova, credo che chiunque di noi sia andato a bere uno spritz lì sotto veda com'è permeabile la parte coperta della piazza e la parte scoperta. Allo stesso modo la Basilica di Vicenza era a filo con la piazza, del resto era un centro commerciale e quindi i carri dovevano entrare dentro e fuori. Nel 1954 scoppia una terribile polemica. Da una parte, per esempio, una figura come quella di Gian Giorgio Zorzi, che invece difende fino alla fine l'idea che non è possibile completare i gradini perché non sono mai esistiti, e invece un'altra parte dice no, ci sono nei 4 libri, quindi quella era la volontà di Palladio, e quindi si abbassa la piazza, tra l'altro demolendo la parte medievale delle murature che arrivava all'altezza che doveva arrivare, e si costruiscono gli scalini. Ecco, il fascino dei 4 libri per me, che è stato riconfermato anche con questa mostra, è proprio il fatto è un invito molto preciso a capire la vera natura del libro di Palladio, che per Palladio è insieme croce e delizia. Delizia perché è lo strumento con cui ha invaso tutto il mondo, perché se voi siete un architetto che fa ville nelle campagne venete, o le mettete in un libro e fate viaggiare il libro, è difficile che si sappia chi voi siate. Differenza se siete l'architetto di San Pietro come Michelangelo, che allora tutti sanno quali sono le vostre performance.
Quindi delizia di Palladio, ma allo stesso tempo croce, perché a partire del Settecento, proprio sulla base dei 4 libri, si è cominciato a manomettere gli edifici palladiani. Palazzo Porto, in Contraporti a Vicenza, per esempio, l'atrio è stato completamente cambiato, i gradini della Basilica, abbiamo detto, ma ci sarebbero moltissimi altri casi. E una ulteriore sorpresa, diciamo, di questa mostra è stato la definitiva condivisione di un'altra novità, che è quella che riguarda quei meravigliosi disegni di Palladio, quelli originali che trovate sulla parete, del Ponte di Rialto. Pensate che in tutti i cataloghi, anche quello del Museo Civico di Vicenza, fatto da Lionello Puppi, la datazione di quei disegni è completamente sbagliata. Cioè, lavorando già prima la mostra del 2008, ma rivedendo tutto per la mostra e per il saggio in catalogo messo quest'anno, mi sono accorto che anche lì, anche sui disegni di Palladio per Rialto, era stata costruita, come dire, in totale buona fede, un'assoluta mistificazione. Vale a dire, si era pensato che quei disegni si fossero stati prodotti da Palladio all'inizio degli anni '50, quando Palladio comincia ad affacciarsi in laguna. Sapete che Palladio diventa famoso negli anni '40, il cantiere della Basilica apre il 1° maggio '49, poi negli anni '50 comincia a essere notato dalle famiglie aristocratiche veneziane che gli fanno costruire cose nelle campagne venete, poi negli anni '60 comincia a costruire a Venezia. E tuttavia c'era notizia anche in Vasari che nel 1552 vi fosse stato un concorso per il Ponte di Rialto, a cui, dice Vasari, hanno partecipato grandi architetti da tutta Italia. Allora gli studiosi hanno detto: ma come? Se ci sono architetti da tutta Italia ci deve essere anche Palladio. E quindi cominciano a dire: ecco, allora i disegni di Palladio del Museo Civico di Vicenza sono del 1552. Io comincio a studiare e dico: ma chi è che dice che Palladio ha partecipato a questo concorso? Comincio a leggere la bibliografia e vedo che tutti citano il precedente, nessuno è andato a vedere i documenti. È una cosa che mi sono preso la briga di fare io, e mi sono accorto che nel 52 Palladio non ha mai partecipato a quel concorso, e lo dice proprio Marcantonio Barbaro, il suo amico intimo, quello per cui Palladio progetta insieme, per lui e il fratello Daniele Barbaro, la villa di Maser. Quindi è lo stesso Marcantonio a dire che Palladio non ha mai partecipato a quel concorso. Invece quei disegni sono dei disegni che Palladio fa quasi 20 anni dopo. Perché? Perché nel 1565 Palladio riceve una visita molto importante per lui di come dire, del proto storico dell'arte italiana, Giorgio Vasari. Vasari a Venezia incontra Palladio, addirittura l'esito di questo incontro fra Vasari e Palladio è una vita di Palladio fra le vite, nella seconda edizione delle vite di Vasari. Guardate che era un onore eccezionale, perché sono pochissimi gli architetti viventi di cui Vasari ha inserito la vita. Si tratta di un paio di pagine in cui è chiaro che Palladio ha mostrato a Vasari la bozza dei 4 libri che usciranno 4 anni più tardi, 5 anni più tardi. Gli ha mostrato la bozza dei 4 libri, gli ha mostrato disegni, gli ha anche fatto un'ottima impressione, perché Vasari dice: non posso concludere il profilo di Palladio senza dire che è una persona squisita, un uomo simpatico, che non se la tira, direbbero i miei figli. Cioè, Vasari usa parole più auliche che ho dimenticato, ma comunque il senso è quello. Tuttavia, Vasari ha in qualche modo lanciato una sfida a Palladio, perché gli racconta che in quegli stessi anni, a Venezia, Bartolomeo Ammannati, un architetto che Palladio aveva conosciuto bene perché lavorava a Padova negli anni '40, proprio per gli stessi committenti di Palladio, ha progettato un nuovo ponte di Santa Trinita, che non ha più le forme dei grandi ponti romani antichi, quelli di cui poi ci parlerà Fabrizio e che Canaletto riprende nei suoi quadri.
E Vasari dice che questo ponte di Ammannati ha delle arcate nuove, ribassate, che permettono di fare delle luci molto più grandi e un minor numero di piloni. Ecco che Palladio si sente punto sul vivo e quindi fa un progetto che vuole ribadire come il modello dei ponti romani antichi, essenzialmente per Palladio il ponte di Augusto a Rimini, è ancora il modello più valido e quindi fa una sua proposta per il ponte di Rialto con le forme dei ponti romani antichi. Pensate che Palladio è così consapevole che questo ponte di Rialto di sua invenzione non potrà mai essere costruito, che addirittura quando poi lo pubblica nei 4 libri si guarda bene dal dire che è per Venezia. Nei 4 libri dice: sì, ho fatto questo ponte per una città molto importante in Europa per i traffici, una città molto grande, quindi chiaro che sta parlando di Venezia, ma non ha il coraggio di dire l'ho fatto per Venezia. E a maggior ragione perché in questo ponte Palladio ipotizza la demolizione di una buona parte della zona di Rialto e voi sapete che a Venezia, diciamo saggiamente, dice qualcuno, si diffida molto dagli architetti e quindi l'architettura a Venezia la fanno 3 amministratori e un geometra, diremmo noi oggi. Loro dicevano un proto, vale a dire con un controllo, come dire, molto ferreo sulla fantasia degli architetti. Quindi Palladio, che conosceva bene le dinamiche veneziane, si guarda bene dall'inventarsi, diciamo, distruzioni poco bene accette presso le elite veneziane sue amiche. Ecco, questo era per dirvi quanto anche un tema come quello del ponte di Bassano, che sembrava, come dire, esaurito. Del resto qui abbiamo Fernando Rigon, che è stato uno dei protagonisti della bellissima mostra su Palladio i Ponti, fatta proprio qui a Bassano negli anni '80, che ha, come dire, aperto la strada a moltissimi poi degli studi che abbiamo sviluppato. Ecco, su 2 argomenti che sembravano stati sviscerati dai colleghi fino in fondo, invece la ricerca e l'occasione della mostra e, devo dire, del restauro, per questo ringrazio ancora Fabrizio e anche Vincenzo, che poi con cui abbiamo continuato a collaborare, è stata l'occasione per noi per tornare a studiare. Sapete, la bibliografia, lo dico ai giovani presenti in sala, bisogna studiare Palladio. Palladio è una specie di Moloch che terrorizza tutti, per cui pare che sia tutto stato scoperto. Ma guardate che moltissimi hanno scritto su Palladio, ma pochi hanno studiato veramente Palladio. Pochi sono tornati in archivio a ricontrollare i documenti, a trovare, come dire, a cercare le cose segnalate nell'Ottocento, e tutti quelli che lo hanno fatto hanno avuto grandi sorprese, come quelle che abbiamo avuto noi lavorando per questa mostra. Quindi grazie alla direttrice Guidi per averci coinvolto, grazie ai colleghi e lascio la parola. Tocca a me. Allora, grazie alla nostra cara direttrice, vi saluto insomma presenti e anche qualche amico. Sapete che io vengo sempre molto volentieri qui a Bassano, per cui insomma doppiamente grazie dell'invito. Allora, gli amici e colleghi all'epoca, qualche mese fa, mi hanno chiesto di occuparmi di una cosa che evidentemente negli anni poi un po' mi somiglia anche, no? Cioè di capire un attimo cosa potesse centrare questa faccenda del ponte di Bassano dentro alle storie settecentesche. Allora, perché questo? Perché effettivamente è un tema, questo molto settecentesco, che stasera riassumiamo davvero molto velocemente in compagnia, però partendo da un'idea. Infatti insomma, quando sono stato invitato e poi con gran piacere ho cominciato un po' a riflettere su questa cosa, mi sono domandato, e credo che sia molto utile anche per capire in sintesi dove si è voluto andare a parare, insomma. Mi sono domandato che cosa fosse mai successo alla metà del Settecento
riassumo quanto ha già detto la Guidi, quando qui a Bassano scoppia una feroce polemica durante il restauro di Bartolomeo Ferracina. Ovviamente i fatti della storia, non perché la storia sia proprio esattamente una maestra di vita, come si dice normalmente, ma perché ci sono delle ricorrenze che hanno anche poi degli aspetti antropologici interessanti, almeno dal mio punto di vista. Il ragionamento è rimbalzato sulle note polemiche che hanno accompagnato il restauro del ponte e che hanno anche affaticato la soprintendenza che allora rappresentavo. Cioè, si potrebbe dire, ho pensato e ne sono veramente convinto, che effettivamente la comunità bassanese rappresenti ancora oggi quella tensione, quel senso proprio di, come dire, anche di sorveglianza, no? Rispetto al valore del patrimonio, che allora evidentemente era un valore, ma evidentemente lo è anche adesso, al di là delle polemiche, dovendo cogliere l'aspetto, se mi permettete, un po' trasversale, cioè quel filo rosso che lega decenni, secoli, da allora ad oggi. Grande litigio che è diventato poi anche veramente una specie di duello personale a suon di insulti, insomma in mostra, come molti di voi avranno visto, ci sono riassunti i termini di questa vicenda, che è stata di natura personale, ma che poi ha avuto anche un esito bibliografico non banale, cioè dal litigio di strada si è passati poi alla teoria, no? Perché vi dico questo? Ma come è stato possibile, dicevo? È perché effettivamente nel Settecento questa questione dell'architettura, in generale, dico, non solo quella bassanese o veneziana, come diceva Guido Beltramini per Palladio, l'architettura è diventata una faccenda etica. Eh, cioè questo ritorno allo studio dei classici che attraversa un po' la storia del Veneto durante il Settecento viene caricata proprio da una forza nuova che da una parte si rivolge al mondo degli intendenti, come si chiamavano allora, no? Quei 4 o 5 che studiavano, insomma, no? Che compravano i 4 libri di Palladio, ad esempio, ma non solo quelli, che studiavano le fonti antiche. E quindi c'è una forte domanda di architettura come rappresentazione della realtà nuova, anche se in realtà il paradosso è che il rimbalzo va all'architettura delle fonti. Ci si domanda, ad esempio, quanto, anche con delle forme di radicalismo non banale, ci si domanda, ad esempio, quale sia stata l'evoluzione della storia dell'architettura, come sia nata il primo edificio che era una capanna di legno e che poi è diventata architettura con la pietra, con il marmo, no? E sempre mantenendo la barra dritta del riferimento all'antico. Ora, che cosa succede in Veneto? Anche qui chiedo scusa agli esperti e saranno molti in questa sala per la sintesi, devo dire, un po' brutale, no? E chiedo scusa soprattutto a Guido Beltramini, insomma. Insomma, diciamo che ogni città ha il suo architetto da commemorare, no? Naturalmente Andrea Palladio è la stella indiscussa, a Vicenza si scrivono biografie, a Verona ad esempio c'è un'altra stella che è Michele Sammicheli, architetto altrettanto robusto, importante e, se mi permettete, anche muscolare, più di Palladio, quindi come dire con una forza materica, con un pondus proprio che impressiona ancora oggi. E in effetti anche a Verona si conosce la pubblicazione di una biografia dedicata a San Micheli. Quindi gli architetti nel Settecento sono forse per la prima volta delle star, posso dire, popolari. Ma perché uso questo termine? Potrei contraddirmi, perché dico, in fondo erano 4 o 5 gli intendenti che studiavano le fonti, che erano a conoscenza di questa diffusione, di questa divulgazione anche bibliografica, però succede una cosa che talvolta gli architetti non comprendono, e cioè che grazie ai quadri, grazie alle incisioni, quindi grazie alle arti figurative, avviene effettivamente quella divulgazione dei temi architettonici che escono dal mondo dell'erudizione e diventano patrimonio, come dire, conosciuto anche dalla borghesia, quindi non solo, diciamo, dal mondo delle elite culturali, ma anche in una dimensione che potremmo definire popolare.
E questo è un aspetto assolutamente nuovo rispetto al passato, che vale la pena di sottolineare, perché in questo modo forse comprenderemo meglio perché all'epoca, a metà Settecento, qui a Bassano c'è stata quella polemica così feroce. Perché effettivamente, poi sapete, entrano in gioco anche i ruoli, altro argomento molto settecentesco, no? E cioè la figura dell'architetto e la figura l'ha chiamato protogeometra Guido Beltramini, cioè quelle figure, come dire, che stanno in mezzo, no? Che praticano l'attività costruttiva perché sono consapevoli di una pratica, perché la esercitano. Non è stata, io sento un ritorno che credo sia un po' fastidioso, perché non viene dai libri ma viene dal cantiere, no? Ecco, Bartolomeo Ferracina credo che sia proprio il massimo rappresentante di questa corrente, però sapete nel Settecento si parlava di scuola, si parlava di educazione, si parlava di accademia, cioè da lì usciva il massimo interprete in architettura, in scultura, in pittura, quelle che allora si chiamavano le belle arti, no? Quindi, come dire, c'è una sorta di frattura che si giustifica all'interno di un percorso culturale molto netto, che ha le sue giustificazioni, quindi, come dire, non borsettate per strada, per intenderci, ma in realtà un gran litigio che a monte aveva una solida, come dire, architettura, se mi passate il termine, che riguarda l'esercizio del mestiere, la pratica del cantiere, l'architettura contemporanea con i suoi segni che fanno capo alla tradizione, ma all'interno di un percorso che oggi chiameremo assolutamente contemporaneo e di innovazione. Perché Palladio? Effettivamente questo è un gran tema che meriterebbe forse un'ulteriore riflessione. Oltre alle fonti bisognerebbe accompagnarlo durante il Seicento, durante il Settecento, ma davvero entrando, come diceva Guido, sono totalmente d'accordo, non dando per scontato delle cose che, insomma, giustamente diamo per acquisite, ma approfondendo meglio questo aspetto che diventa veramente cruciale per gli studi settecenteschi, ma non solo in provincia, assume una dimensione che è internazionale. Allora, Barbara Guidi mi chiedeva qualche giorno fa, ma che foto vuoi mostrare ai nostri amici domani sera, dopodomani, insomma, quando ci siamo sentiti l'altro giorno? E beh, dico, penso che siano sufficienti questi due quadri, che sono effettivamente, come avrete visto, insomma, i protagonisti principali insomma, della mostra, che ha bisogno poi di raffigurazione, no? Cioè soprattutto delle mostre dedicate all'architettura, che come mi insegna sempre Guido Beltramini sono molto complicate, no? Perché, come dire, c'è bisogno di immagini per rendere parlante l'architettura. Allora, attraverso questi due quadri che vengono da Parma, uno, quello a sinistra piuttosto noto, quello a destra una vera riscoperta, se posso dire, oggi particolarmente nuovi, perché credo grazie proprio al lavoro e al contributo di questa amministrazione e di questo museo è stato possibile restaurarli. Il quadro a sinistra, forse l'avete visto in altre mostre, insomma, devo dire che si distingueva per quella patina gialla che insomma non aveva fatto mai capire esattamente se fosse un quadro del Canaletto. Cioè, ci sono ancora delle perplessità, ma in realtà il restauro penso che abbia fugato ogni dubbio, è veramente un capolavoro assoluto del massimo vedutista del Settecento. Prima di entrare dentro a questi due quadri, come avrebbe fatto e come certamente faceva tutti i giorni il proprietario, di cui vi parlerò tra breve, una piccola parentesi per tentare di dimostrare quello che vi dicevo, cioè come il mondo della pittura, ma anche della grafica, dell'incisione, sia stato fondamentale per la diffusione dell'architettura nel corso del Settecento. Ma chi erano questi pittori che si occupavano di questo genere così particolare? Li chiamiamo vedutisti, quindi esperti delle vedute. Come dire, l'etimologia del termine aiuta e facilita molto, è
un modo di guardare la realtà, no? Il genere aveva questa caratteristica, cioè di rappresentare l'architettura, quindi si distingue normalmente dalla rappresentazione del paesaggio che afferisce al mondo della natura, no? Più propriamente, e attraverso la veduta invece riusciamo a entrare nel cuore della città, delle città. Agli inizi del Settecento cominciano a uscire anche i primi manuali di prospettiva. Insomma, questi pittori chi erano? Erano pittori, e lo capiamo dei loro autoritratti, che amavano rappresentarsi con la tavolozza e i pennelli, ma anche con altri attrezzi, righe, squadre, strumenti di misurazione. Quindi erano in qualche modo degli esperti in matematica, in geometria, e voi direte, beh, allora erano, come dire, dei fotografi ante litteram, ma in realtà no. Perché, come dire, avendo quasi tutti questi specialisti una formazione come scenografi, erano anche molto abili a rappresentare la realtà non com'era, sempre per tornare, giuro che non ci siamo messi d'accordo, non com'era, ma come sarebbe stato utile vedere. Quindi è non è rappresentazione della realtà, ma è rappresentazione di un mondo, nel caso di Canaletto un mondo cristallino, incontaminato, no? Chi conosce Venezia, come tutti noi, sappiamo che la città che vede Canaletto, che ci mostra Canaletto, è esattamente il contrario, no? Non è una città così luminosa, l'acqua non è così. In genere a Venezia ci si perde quando uno vede mezzo al labirinto di calli, monumenti, palazzi, eccetera. Sarà capitato a tutti, credo. In realtà, quando si guarda una veduta del Canaletto, succede esattamente il contrario, tutto è a posto. C'è l'operaio arrampicato sulla scala giusta, posata al palazzo giusto, c'è una luce perfetta, zenitale, di una certa ora del giorno. Insomma, è una realtà incontaminata che poco c'entra con la realtà. La cosa interessante è che questi pittori, che si circondano di attrezzi del mestiere nuovi per noi, quindi non solo la tavolozza e il pennello, ma anche quegli altri strumenti che fanno parte del mondo delle matematiche, amavano, e molti di loro lo dichiarano, lo stesso Canaletto, Marieschi, Carlevaris, nomi che qualcuno di voi avrà anche familiari, arrivo fino a Piranesi nel Settecento, si definiscono proprio architetti. Anche qui voi direte, ma che architetti saranno mai stati questi pittori? No? Architetti di architetture di carta forse producevano, ma avevano esattamente la nozione dell'architettura per i motivi a cui alludevo prima. E la cosa interessante è che attraverso il loro genere, che giudichiamo popolare, che serve a diffondere appunto la conoscenza dei monumenti, dei palazzi, in realtà hanno una precisa coscienza della propria professione, che non è quella del pittore normale. Cioè il pittore che raffigura storie, per intenderci, no? Storie mitologiche, religiose, insomma i repertori di storia cosiddetti. Beh, insomma, loro si ritengono a tutti gli effetti e si firmano come architetti. Ed è per questo quindi che il tema c'entra molto con quello che abbiamo tentato di dimostrare in questa piccola, ma credo significativa mostra. Che cosa è successo per Palladio a questo punto durante il Settecento? Succede questo, che cambia completamente la percezione dell'architetto, che non è più conosciuto a livello locale, ma proprio come se fosse una specie di orologio perfetto, proprio agli inizi del Settecento, comincia a diventare un architetto europeo, un architetto internazionale. I primi a seguirne le tracce sono inglesi, e questo è un aspetto molto importante, decisivo per una serie di incroci che vi farebbero venire il mal di testa, ma in cui c'entrano ancora una volta dei pittori veneziani, erano i migranti di allora, che raggiungono proprio Londra e
creano una sorta di cortocircuito con questa fama che è tutta nuova, ma che viene realmente studiata a tavolino. Sono Sebastiano Ricci, Leone Leoni, insomma, sono pittori che diffondono in Inghilterra il mito di Palladio. Lo fanno con dei libri importanti, ma lo fanno anche rinnovando un genere pittorico che fa rimbalzare l'inglese colto di allora indietro di 2 secoli. Il primo, quello forse più gettonato, è Lord Burlington, che all'inizio del Settecento era un giovanotto, però innanzitutto pieno di soldi. Poi, insomma, sapete, l'educazione di allora prevedeva il viaggio di studio in Italia, che era un passaggio indispensabile nell'educazione di un giovanotto aristocratico, e credo che a 14-15 anni forse parte da Londra, ma intanto viene sorvegliato da Sebastiano Ricci, che gli fa vedere che in fondo la sua pittura era quella di un grande altro pittore del Cinquecento che era molto vicino ad Andrea Palladio, che è Paolo Veronese. Cioè Sebastiano Ricci dipinge come Paolo Veronese. E io credo più o meno che sia andata così. Al giovanotto sarà sembrato un miracolo, no? Poter parlare con questo Sebastiano Ricci, che era un gigante impressionante. Tra l'altro le fonti lo descrivono con insomma, dotato di un vitalismo smisurato, no? Quindi sarà stato un po' spaventato, ma anche molto attratto da questo pittore che poi fa lavorare per sé, e che credo c'entri molto con l'educazione di Lord Burlington, che poi parte per l'Italia, ci sarebbe tornato una seconda volta, avrebbe comprato i 4 libri di Palladio. Insomma, cosa stava succedendo? Stava succedendo che agli inizi del Settecento si poteva tornare indietro di 2 secoli, si poteva rinnovare quel rapporto che noi conosciamo molto bene tra Palladio e uno dei suoi pittori prediletti. Qualcuno sosteneva in passato che ci aveva pure litigato con Paolo Veronese a proposito di cose che si davano per scontate, no? Fino a qualche tempo fa. In realtà non è andata proprio così. E questo è già un indizio per capire quanto siano importanti poi questi 2 quadri, e vengo al dunque, perché questi ci devono fare compagnia questa sera, perché sono ancora una volta un cambio di marcia, no? Una curva che ci porta fuori strada rispetto a quello che vi sto raccontando, che è la strada maestra. Dunque, per una serie di circostanze noi sappiamo praticamente tutto di questi 2 quadri, anche se in realtà ci sono stati un po' di dubbi in passato, e soprattutto conosciamo chi li aveva ordinati, che è un grand'uomo, e cioè Francesco Algarotti, che come potrei definire? Beh, l'hanno definito gli studi più recenti, perché finalmente nel corso di qualche bicentenario, adesso non mi ricordo se della nascita o della morte, cioè ci sono stati vari convegni in Europa ed è effettivamente finalmente venuta fuori, come dire, una fisionomia di uomo colto davvero straordinario, veneziano d'origine, ma una sorta di Casanova, diciamo, dell'intelletto, viaggiatore instancabile, parlava tutte le lingue, accolto in tutte le corti europee, insomma un grand'uomo che si occupava poi di matematica, si occupava di filosofia, si occupava di linguistica e naturalmente si occupava anche di pittura, avendo scritto tra vari discorsi, trattati, in vari momenti, diciamo dagli anni 40 fino agli anni 60. E che cosa succede con questi 2 quadri che aveva nelle stanze di casa? Lo dice Francesco Algarotti in persona, in una celebre lettera che mi pare sia del 1759, citata 1000 volte dagli specialisti, che scrive a un amico pittore, e lui ha davanti agli occhi proprio il quadro di sinistra e dice: questo è un nuovo genere pittorico, che consiste nel immaginare una realtà nuova. Ma come diceva Guido Beltramini per i 4 libri, non è frutto di una fantasia. Noi oggi questi quadri li chiamiamo capricci, che è un termine, vi risparmio l'origine etimologica, insomma, ma è un termine credo molto familiare che fa capire di che cosa stiamo parlando. Dice è una forma nuova di pittura, perché
perché rappresenta la città come dovrebbe essere, no? Cioè come, in questo caso, Venezia sarebbe più bella, sarebbe, come dire, più importante se fosse fatta così. E qui in realtà abbiamo una Vicenza che si è trasferita a Venezia, sul Canal Grande, e abbiamo lì in fondo il protagonista che è diventata poi la copertina anche del volume, insomma, di tutta la divulgazione che c'è stata, insomma, dalle locandine, eccetera, che è il ponte di Rialto fallito, diciamo, no? Di Palladio. Almeno una versione, no? La seconda versione. Beh, insomma, lì a destra la riconoscete tutti, c'è la Basilica Palladiana di Vicenza, e a sinistra c'è Palazzo Chiericati, sempre di Vicenza, e tutto appare, devo dire, molto verosimile, no? Al di là del fatto, come diceva giustamente Guido Beltramini, la cosa va rilevata, al di là dello scasso mostruoso che questo progetto del ponte palladiano avrebbe prodotto sulle due rive, no? Dove posano le due spalle del ponte, una sorta di demolizioni a non finire degli edifici che ancora esistono, per fortuna la creazione di due piazze. Insomma, io poi nel testo dico, una cosa del genere l'avrebbe fatta forse Schinkel in Germania, o peggio l'architettura nazionale socialista, no? che porta fino al Pergamon, no? Cioè quel mondo, come dire, un po' spaventoso anche dell'architettura, no? Cioè per me in effetti questa, se posso dire, è un'immagine che mi ha sempre un po' spaventato, però nel Settecento era considerato il massimo di quello che chiamiamo veduta capricciosa. Quindi un capriccio che ci permette di entrare in una nuova realtà, quindi non la realtà guardata, ma la realtà immaginata dal pittore esperto di vedute. Canaletto aveva cominciato già nel 1723 a fare vedute come queste, che chiamiamo capricci, quando era ancora un giovanotto. Quindi era considerato un grande esperto. Vicino a questa immagine c'è questa, che insomma cambia nome, insomma probabilmente è di scuola canalettiana, ma è anche questo un capolavoro assoluto, dove evidentemente Francesco Algarotti chiede al pittore di immaginare un'altra realtà, cioè con Venezia siamo al centro del mondo e siamo dentro al solco dell'omaggio a Palladio, e qui abbiamo invece un ulteriore capriccio che è una specie, io l'ho sempre paragonato questo genere a una sorta di teatro dietro le quinte, l'ho definito così, cioè non è quello che si vede, ma è come se vedessimo, come dire, gli attrezzi del mestiere, no? Che cosa c'è dietro alla rappresentazione, no? Con le sue macchine, con la sua, come dire, i suoi aspetti proprio costitutivi. Beh, qui in realtà siamo a Venezia perché lo scenario è sempre questo, ma quello che immagina e si chiede Francesco Algarotti al pittore, perché guardate, questa non è concepibile, altro aspetto che talvolta si tende a credere, ma sarebbe un errore insistere, che sia il pittore a promuovere questo genere di rappresentazioni. Questi quadri speciali nascono sotto dettatura. Cioè occorre un uomo di talento che dia l'idea, il pittore esegue. Anche questo non è un aspetto così semplice da capire per noi oggi. Che cosa si vede in queste rive veneziane? Si vede un altro ponte che assomiglia, scusate, forse alla prima idea del ponte di Rialto, 5 archi, del Palladio, ma non è nemmeno così, perché in realtà è un ponte coperto. Al centro vedete una serliana che ricorda il modello ancora della basilica, no? Quella finestra, diciamo, tripartita, no? Ancora la Basilica Palladiana, dicevo, c'è una copertura che a me, almeno a me, ma magari mi sbaglierò, insomma, mi ricorda la rotonda di Palladio, la copertura della rotonda di Palladio, insomma, e si è creato una specie di accrocchio, no? Che però se uno va a studiare un po' le fonti
potrebbe assomigliare alla descrizione che Leon Battista Alberti, quindi stiamo parlando di un grande architetto del 400 che aveva lasciato traccia di sé scrivendo. Insomma, Leon Battista Alberti aveva immaginato una struttura simile, coperta, dedicata ai mercati, eccetera, per quello che è l'attuale ponte di Castel Sant'Angelo, che allora veniva definito Ponte Elio. Altro, come dire, ponte molto importante nella raffigurazione settecentesca. E a sinistra effettivamente c'è un altro capriccio dell'architettura, perché viene descritto proprio dallo stesso Francesco Algarotti, che detta la descrizione in un inventario molto noto, o noto agli specialisti, insomma, che individua in quella architettura il mausoleo di Adriano, Castel Sant'Angelo, per intenderci, che oggi vediamo, no? Decollato, diciamo. Quindi è una ricostruzione immaginaria, archeologica, molto, molto interessante, in una dimensione lagunare che, come dire, crea un secondo fotogramma di quello che avrebbe potuto essere Venezia. Cioè una Venezia, a questo punto, che al posto del Tevere ha il Canal Grande e che custodisce due monumenti fondamentali tratti dall'antico, che a Roma si vedono e che starebbero meglio a Venezia. Questo è l'intento del capriccio, no? Quindi, come dire, ecco il valore etico dell'architettura. E questa è una rappresentazione che certamente per noi oggi ci appare come un gioco, ma immagino che nella casa di Francesco Algarotti fosse maledettamente seria. Cioè il noto esperto, l'intellettuale, il poliglotta, il viaggiatore Francesco Algarotti chiede al pittore, al massimo vedutista, insisto, in quel momento, di come dire, garantirgli questa sequenza che lo fa rimbalzare alle origini dell'architettura, quella che per lui erano le origini dell'architettura, in questo caso una rappresentazione dell'antico, ma, e nel caso precedente, una rappresentazione dell'architettura che lui considerava moderna, pur essendo uomo del Settecento. Quindi è, come si usa dire oggi, un magnifico caso di rapporto tra tradizione e innovazione, diciamo così, no? Quindi a questo punto, all'interno di questa logica, forse, e torno all'argomento principale, per me almeno, che rimane una curiosità, forse si può capire meglio con due quadri così impegnativi e impegnati come valesse la pena litigare a metà del Settecento per il ponte di Bassano, no? Cioè non sono, come dire, due signorine Bartolomeo Ferracina capricciose, intendo dire, giusto per stare sul tema, e Tommaso Temanza, che era in realtà il mandante della diffamazione, no? Nei confronti di Bartolomeo Ferracina. Non era un futile litigio, si stava proprio dentro a un tema che è assolutamente fondamentale per gli studi, per la cultura figurativa, architettonica e figurativa del Settecento. In mostra poi ci sono altri dipinti che servono così da contorno, c'è un tentativo di rappresentare il mondo della veduta in una sintesi, come dire, che è fatale, voi lo capite perfettamente, insomma sarebbe stato impossibile, sarebbe stata un'altra mostra, no? Certo, quello che mi viene da dire è che la rappresentazione del ponte nel genere della veduta settecentesca è assolutamente, come dire, una sorta di cerniera spaziale, no? In genere il vedutista del Settecento, ma non solo a Roma, non solo a Venezia, questo capita a Dresda, questo capita a Verona, capita a Torino, cioè laddove esiste una città con il suo fiume, esiste anche il ponte che viene rappresentato proprio come fulcro, come cerniera urbanistica, direi, di una città, no? Per noi oggi poi sono anche dei bellissimi giochi per andare a ritrovare cose che esistevano, esistono ancora, eccetera, come in questo caso un altro capolavoro di Bellotto che viene da Verona e che proprio rappresenta uno scorcio molto noto, insomma, dell'Adige. Insomma, questo è stato il mio tentativo, però vi devo dire anche un'altra cosa,
che un'ultima cosa, che Francesco Algarotti, dicevo, era un uomo che certamente possiamo considerare impegnato, insomma, mai un momento di esitazione nei suoi scritti, nei suoi rapporti. È stato fondamentale anche per, non c'entra niente con il ponte, ma per Giambattista Tiepolo, che tutti conoscete, no? La prima volta che scende da Dresda, perché allora viveva lì nel 1743, incontra Giambattista Tiepolo, che aveva 20 anni più di lui, e quindi anche questo è interessante come tipo di rapporto, gli cambia la vita, no? Gli spiega come si deve dipingere. Cioè gli fa capire per la prima volta che deve tenere presente, oltre alla velocità e colore, lo conosciamo tutti Giambattista Tiepolo, no? E gli fa capire che bisogna pensare anche alle attitudini umane, come dire, alla compostezza della rappresentazione storica. Giambattista Tiepolo non sapeva niente di tutte queste cose, no? Quindi deve molto a Francesco Algarotti. E in realtà a Venezia, più o meno negli stessi anni, c'è un altro personaggio interessante, che però è un mascalzone, e che è un inglese, non a caso. Cioè, non perché tutti gli inglesi siano mascalzoni, insomma. Cioè Joseph Smith, che era un mercante, che poi riesce a diventare anche console britannico, cioè rappresentante della corona a Venezia. Beh, insomma, è stato detto che Andrea Palladio piace da matti agli inglesi perché gli inglesi si sentono anche un po' veneziani nel modo di vivere. Infatti i clienti di quegli artisti tipo Sebastiano Ricci, Antonio Pellegrini, insomma di quei pittori veneti che erano migrati a Londra, fanno parte di questa aristocrazia Whig, che è un'aristocrazia che tiene in mano anche l'alta borghesia britannica, che è contro la corona inglese, insomma un'aristocrazia repubblicana, potremmo dire, molto simile al governo veneziano. Poi c'è questa storia della villa, no? La villa di campagna, che assomiglia molto alla nota tradizione veneta, no? Con Palladio, ma non solo. E insomma c'è un'idea che fa sentire i due, almeno nel Settecento la pensavano così, no? Cioè si sentivano molto simili, diciamo, no? Gli inglesi e i veneti, per proprio questo piacere di vivere, anche per la rappresentazione di sé, no? Attraverso la casa, attraverso le sue decorazioni, attraverso il giardino, il parco, eccetera. Perché sapete, poi io l'ho scritto, insomma, è bastato fare un giro, ma lo potete fare anche da voi. Insomma, il ponte di Andrea Palladio è diventato una specie di prefabbricato, poi, no? Lo troviamo trasferito in vari parchi inglesi, cioè come se fosse proprio, insomma, un vero e proprio modello prefabbricato da ricomporre, no? Fino alla Russia, insomma, no? Quindi è il modello che viene poi replicato più volte. Beh, cos'è che vi stavo dicendo? Vi stavo dicendo degli inglesi, sì, di Joseph Smith, mi ero perso un attimo. E lui è un altro inglese fondamentale per la diffusione di quadri come quelli che abbiamo visto per Francesco Algarotti, ma in realtà, essendo, ripeto, un furbacchione mercante, ai suoi pittori preferiti, Canaletto compreso, e poi Francesco Zuccarelli, e poi Antonio Visentini, insomma tutto questo mondo veneziano di metà Settecento, chiede proprio di rappresentare gli edifici palladiani. Li fa diventare delle sopraporte da palazzo, quindi si insiste sull'architettura. Poi agli stessi pittori chiede anche di rappresentare le architetture inglesi che si ispiravano a Palladio, in un'altra serie pittorica molto nota. Ma poi va più in là. Quando Canaletto parte, lascia Venezia per andare anche lui a Londra, acchiappa i pittori che erano rimasti a Venezia e gli chiede di far diventare Palladio una specie di architetto dell'Arcadia. Cioè noi vediamo, ma non vi voglio poi disturbare troppo con queste cose iperminute, noi vediamo gli edifici di Palladio trasferiti nella campagna veneta, in mezzo ai contadinelli, alle danze, insomma un mondo un po' edulcorato, no? Che evidentemente all'epoca piaceva molto. Quindi è un Palladio in Arcadia, si potrebbe definire, secondo quel gusto letterario molto amato durante il Settecento.
Insomma, io vorrei con questo farla finita, perché sennò vi disturbo troppo. Però dicendo una cosa che mi viene in mente adesso e che credo di aver scritto in quel saggio che ho provato a montare, a mettere insieme, e cioè che se noi tentiamo di, come dire, di avere una testa settecentesca, uno dice: ma come si fa? Secondo me il capriccio aiuta molto, perché voglio dire, il capriccio è uno scherzo della fantasia, e tutto sommato si può dire che, insomma, per vivere c'è bisogno delle cose che contano, bisogna mangiare, bisogna avere una casa, bisogna, insomma, le cose fondamentali, però la vita è più bella se ci sono anche i capricci, no? Talvolta. Quindi ecco, io direi che vi saluto proprio con questo augurio. Grazie. Sì, vedo gli occhi terrorizzati della direttrice dietro la mascherina, e forse abbiamo un po' allungato i tempi, ma io posso giovarmi così delle esaustive presentazioni dei colleghi. Guido Beltramini, storico dell'architettura per eccellenza nel nostro paese per Palladio, e il collega Fabrizio Magani, che non è solo un sovrintendente, ma fondamentalmente grandissimo conoscitore della storia dell'arte veneta del 6-700, come dire, sono grato come tutti voi per questa lezione che ci hai fatto sulla percezione del ponte nella storia dell'arte, sui travisamenti che avvengono. Io mi prendo 5 minuti per chiudere, per lasciarvi liberi, ma vorrei dedicare 30 secondi a un ringraziamento pubblico di fronte a tutti i cittadini di Bassano per la direttrice del museo Barbara Guidi, che è stata davvero, no, la chiave di volta di tutta questa operazione di mostra e di catalogo. Catalogo, come è stato detto, più che un catalogo è un volume di saggi, e tutto quello che avreste voluto sapere sul ponte di Bassano c'è, o quasi, no? Compresi gli sviluppi possibili, gli addentellati a cui farò brevissimo cenno. Lei ha creato questa operazione, credo che abbia fatto la mostra più interessante del Veneto di questo disgraziato 2021, l'unica mostra che vale veramente la pena di vedere. Credo che per Bassano sia stato, come dire, un lancio importante di comunicazione, di notorietà, di produzione culturale che rende orgogliosi i bassanesi e tutti noi. E di questo dobbiamo ringraziare lei e loro. E l'altro ringraziamento pubblico che vorrei fare è alle persone che hanno lavorato da parte di soprintendenza e del Comune di Bassano su il lunghissimo, complicato lavoro di restauro ennesimo di questo ponte, come ci hanno raccontato soprattutto Guido Beltramini. Avete visto che il ponte gli è rimasto ben poco del manufatto originario palladiano, già lui lo rileggeva, lo idealizzava, lo trasformava, e nel tempo è stato sempre rivisto, ripensato, rielaborato, trasformato, ricostruito, rifatto. L'ultima operazione è quella che è stata condotta all'inizio dal collega Fabrizio Magani, alle fasi conclusive di finitura della pavimentazione e dell'illuminazione da me, ma chi ha fatto il lavoro sono quelle due giovani architette che sono sedute in fondo, che avete forse conosciuto in questi anni, sono Giovanna Battista e Giulia Campanini. Hanno lavorato bene grazie a un ufficio tecnico del Comune di Bassano che vorremmo averne veramente esemplare, e quindi con una collaborazione sinergica che credo ha prodotto un risultato di cui siamo veramente tutti fieri. Il ponte vecchio è nuovo, è tornato meglio di prima, più bello di prima, e si vede bene, è ben illuminato, si può camminare con scioltezza, e l'operazione, diciamo, è di pieno successo, tanto che credo che sia ancora valida questa ipotesi, spero, di inaugurazione da parte del presidente Mattarella il 3 ottobre, a significare l'importanza straordinaria di questo luogo, no? Il ponte di Bassano si chiama Ponte di Bassano, Ponte Vecchio, Ponte degli Alpini, ma è un simbolo del nostro paese. Stile Torre di Pisa, cioè tutti lo riconosciamo,
non solo, non tanto come un iconema del paesaggio locale, ma proprio come un luogo simbolico della capacità produttiva, artistica, storica e anche conservativa degli italiani, che hanno di fatto permesso la conservazione di un ponte in legno, pur con tutte quelle elaborazioni che abbiamo visto, quelle revisioni, quelle letture, da 500 anni è lì. I bassanesi l'hanno voluto così, i vostri avi nel 500, ci ha raccontato Guido, Palladio voleva fare un ponte in pietra, lui era un romanista, un classicista, ha cercato di vendere alla committenza locale il ponte in pietra che avrebbe tanto voluto fare, e Bassano ha voluto un ponte tradizionale, ligneo, di tradizione medievale, protostorica, non romana, e Palladio gli ha offerto un prodotto che è una sperimentazione, un'innovazione, un archetipo nella storia dell'architettura che verrà poi ripreso. E gli aspetti però che appunto chiudono, quelli un po' nucleari che hanno illustrato i colleghi della storia dell'arte e dell'architettura, sono quelli trattati negli ultimissimi pannelli della mostra, e grazie di nuovo a Barbara Guidi per aver accolto, diciamo, queste sorta di digressioni, contaminazioni sul ponte, sono quelli legati al significato del ponte in generale e del ponte di Bassano in particolare. E ci siamo chiesti, dopo le riletture critiche, analitiche, storico-artistiche, architettoniche e la comprensione importante delle certificazioni del restauro, che cos'altro doveva dirsi sul ponte di Bassano, e questo qualcos'altro abbiamo creduto con il collega Vincenzo Padiglione dell'Università di Roma, decano dell'antropologia culturale italiana, fosse il cercare di chiudere il volume con una spiegazione del senso sociale e politico. Qui credo che siano state scelte alcune immagini così un po' a documentare quello che è anche diciamo il bacino complesso delle stratificazioni culturali che gravitano intorno al ponte di Bassano, come a qualsiasi ponte, ma soprattutto a questo. Per noi, per tutti noi, il ponte di Bassano è anche la Nardini, e anche sono gli alpini, e c'è tutto un mondo, il Padiglione ricorda anche la statua dei due amanti che si danno il bacino sul ponte, no? C'è tutto un mondo che caratterizza l'immaginario intorno al ponte di Bassano, che è altrettanto forte quanto il manufatto in sé. Ecco, su questi aspetti il contributo di Vincenzo Padiglione apre tutta una serie di prospettive che ci piacerebbe poi anche come soprintendenza, anche come comune riprendere, e quindi lavorare sull'orizzonte, diciamo, etnoantropologico che ruota intorno al ponte, e investigare meglio quelle che sono state le fasi di fruizione storiche recenti che ci danno l'attuale immagine. E chiudiamo poi, Barbara, andiamo avanti con le ultimissime. Questo è il ponte restaurato, quindi il risultato finale, il punto d'arrivo dei lavori di questi 5 lunghissimi anni di cantiere. Ecco, questo invece è proprio, come dire, il lancio, no? Vabbè, io lo devo dire, la mia mamma è di Bassano, ma io mi considero genovese, e ho avuto l'avventura, Fabrizio lo sa, di essere lì come soprintendente quando è cascato il Morandi. Quindi è, come dire, esplosa in maniera planetaria questa percezione della fragilità dei ponti. E non di un ponte in legno come quello di Bassano, che è fragile per natura sua. Tutti possiamo attenderci, facendo ritorno, che eventi calamitosi importanti possano di nuovo comprometterlo, come è stato nei secoli. È un po'... Ecco, ma che cascasse un ponte in cemento armato è stato uno shock nazionale, no? Tra l'altro un ponte, questo Morandi, che è un po' l'antitesi del ponte che Palladio ha fatto a Bassano. È un ponte che nella mentalità dell'epoca, della grandeur, della rivoluzione industriale di Genova, polo con Torino e Milano della rivoluzione industriale degli anni 70, era stato proprio pensato come dimostrazione tecnica. Sfidiamo i limiti della fisica con un manufatto del grandissimo Riccardo Morandi, che si poneva proprio come risposta tecnologica a quella che è un po' come dire, lo stimolo che viene sempre ai costruttori di ponti,
quella che Padiglione, anch'io, no, abbiamo parlato di ibris dei pontefici. Chi fa ponti sfida sempre la sorte, mette in relazione opposte sponde, più l'opera è ardita, più la sfida è potente. E la sfida grandiosa del Morandi è miseramente fallita 50 anni dopo, quindi per delle debolezze strutturali che sono insite al ponte. La società Autostrade non aveva fatto la manutenzione che doveva fare, costosissima, complicatissima. Tutti i genovesi sanno che il Morandi era chiuso un giorno sì, un giorno no, per fare manutenzione, ma il ponte è crollato perché in qualche modo la sfida tecnologica era troppo potente. E il ponte crollato non dà luogo a come dire, una piena e completa patrimonializzazione del manufatto e diventa un qualcosa da scartare, da demolire. Diversamente da quanto è avvenuto a Bassano. A Bassano 5 secoli di bassanesi hanno conservato il ponte com'era e dov'era, o quasi, mentre a Genova il dibattito circa l'opportunità di ricostruire il Morandi è stata immediatamente sopita a furore di popolo, compresa la sovrintendenza, perché era un assurdo che andava contro l'offesa e il vulnus del crollo di questo grandioso ponte. E quindi il risultato è stato un ponte completamente diverso. Non esiste più il ponte Morandi, mentre esisterà, speriamo, per i prossimi secoli il ponte di Bassano. Devo stare lontano. Ah, ok. Ecco, però c'è un nuovo ponte, il ponte di Renzo Piano, che in qualche modo, come dire, genovesamente, alla genovese, come nella natura, nella persona di Renzo Piano, supera quella sfida morandiana e propone un manufatto di estrema semplicità, linearità, sobrietà, forse anche troppo, come dire, non si riconosce, l'iconema del paesaggio qui è debole, però è stato proprio pensato come una risposta di understatement a quella che era stata un'ibris eccessiva che aveva provocato non tanto la Zonos Teon quanto proprio il crollo su se stesso del Morandi. Quindi queste sono tutte, come dire, implicazioni, correlazioni di significato, di senso sociale e politico che è parso opportuno enfatizzare in questo posto che ha uno dei ponti simbolo della nostra, diciamo, storia della nazione italiana. Grazie. Io vorrei ringraziare ancora una volta i relatori, Vincenzo Tinè, Fabrizio Magani e Guido Beltramini. Veramente grazie per tutto il lavoro che avete fatto, per aver permesso la realizzazione di questa mostra. Naturalmente, se qualcuno ha delle domande, i nostri gentilissimi relatori sono a disposizione. Vietate le domande. Vi ringrazio moltissimo e a presto.